Buonasera, ben ritrovati da Marco Angileri. Parte F-Motori, il magazine settimanale dedicato al motorsport in Friuli Venezia Giulia. Avremo ospite Fabrizio Giuliano, ci racconterà la sua grande avventura come partecipante alla 1000 miglia, grande evento dedicato alle auto storiche, sicuramente il più importante in Italia. Avremo anche servizi dedicati al rally Città di Scorzè, al Triveneto Enduro di Pederobba, ovviamente anche a quello che sarà l'appuntamento di questo fine settimana, ovvero il Park Rally Test. Adriano Lovisetto e Christian Cracco su Skoda Fabia R5 conquistano la 18ª edizione del Rally Città di Scorzè, che si è corso domenica 1 agosto nella cittadina veneta. Una gara giocata sul filo dei secondi, dove ha pagato la costanza di Lovisetto, autore di una prestazione da incorniciare, senza sbavature. Ottima seconda posizione a 4 secondi dai vincitori per il pilota friulano Dimitri Tomasso assieme a Cristina Caldart sulla Skoda Fabia R5. Per loro una vittoria sfumata a causa di un dritto sul primo giro della prova Zero Branco. Terzo gradino del podio per Colferai Mosele, anche loro sulla Skoda Fabia molto soddisfatti della prestazione. Quarta posizione per Battaglin, affiancato da Pagliarini sulla Skoda Fabia, mentre al quinto posto chiudono Fabio Callegaro e Federica Franchin, anche loro sulla Skoda Fabia. In testa fino a metà gara, penalizzati da un testacoda sulla ripetizione della prova Zero Branco, che li ha di fatto estromessi dalla lotta per le prime posizioni. Buon sesto posto per Tullio Versace, affiancato dal carnico Neoggiatti su Skoda Fabia della RB Motorsport. Tra i friulani in gara, da segnalare la terza posizione in classe Super 1600 per Marco Marchiol ed Andrea Di Giusto su Renault Clio. Stefano Facchin e Stefano Lovisa chiudono al quarto posto in una combattuta classe R2B. Il Rally Città di Scorzè si conferma gara molto selettiva, con prove speciali molto insidiose. Dei 94 partenti, solo 62 equipaggi hanno visto il traguardo. Ed ora saliamo a bordo della Skoda Fabia R5 del pilota friulano Dimitri Tomasso, navigato da Cristina Caldart. Vai in posta a destra 4, vai, apre sporca 50, ritarda a destra 3 meno, taglia sporca, per imposta a sinistra 5, occhio, chiude 2, dentro vai, e destra 3, lunga, apre vai, per destra 5 sotto, in sinistra 3, apre 4 sotto, 30, ritarda a destra 5, tieni, per sinistra 5, lunghissima vai, 200. Allo stop, ritarda a destra 2, non tagliare, vai sporca 50, destra 5 piena, per sinistra 5 piena, per Albiri ritarda a destra 4, vai, forse taglia, per destra 4 in, occhio, sinistra 2, gira molto sporca 50, tornante destro, più 1, 50, tornante sinistro 50, tornante destro 50, ritarda a sinistra 3 e destra 2, apre 300, a rosa ritarda, sinistra 2, gira vai. Domenica 1 agosto a Pederobba, in provincia di Treviso, si è corsa la seconda prova del campionato Triveneto Enduro 2021, evento condizionato dalla pioggia con il percorso accorciato a causa delle proibitive condizioni meteo. Sigillo del pilota veneto portacolori del Motoclub Manzano Carlo Minot, che conquista la gara con la TM 250 a 4 tempi, precedendo di soli 2 secondi e 77 centesimi Roberto Da Canal, giunto secondo in sella ad una Sherco 300. Terzo Elia Rigo su KTM 250 a 4 tempi. Ottima gara per i due giovanissimi del Motoclub Manzano, che centrano la top 10 della classifica assoluta. Riccardo Fabris su Fantic 125 al sesto posto, mentre Thomas Bastiani su KTM 125 conclude al nono posto.
Buona la prova di Christian Murgut su Squarna 125, il pilota del motoclub Pino Medeot si piazza al 12° posto assoluto. Una buonasera a Fabrizio Giuliano, ex navigatore rally, che è stato autore di una gran bella avventura nonostante la sua disabilità. Ha la SMA, una malattia degenerativa, ma è stato capace di portare al termine una vera impresa, partecipare a alcune tappe di una delle, anzi la più prestigiosa gara di auto d'epoca, la 1000 miglia. Buonasera, ben trovato Fabrizio, raccontaci questa grande avventura. Buonasera. Beh, direi che è stata proprio un'avventura perché io provengo dal mondo delle corse, ho fatto il navigatore per 8 anni, quando ero più giovane ovviamente, e poi per qualche anno avevo appunto abbandonato l'ambiente automobilistico, poi però un po' sono venuti a cercarmi per gestire il campionato Friuli Venezia Giulia automobilistico. Gli serviva qualcuno che ne capisse qualcosa e io insomma mi ricordavo ancora qualcosa. E poi non ti sei tirato indietro? No, non mi sono tirato indietro perché ho tempo, perché la mia passione, le automobili sono state gran parte passione della mia vita. E poi c'è stata una telefonata di Daniela Dalcol, che era la pilota di Monica Ciagni col trofeo 500 eccetera, che io conoscevo già, e mi dice: senti, c'è una possibilità di fare la 1000 miglia, di fare 2 tappe della 1000 miglia, cosa ne pensi? Ma dico, cosa importa? Così, no, dice, guarda che non c'è tempo da discutere, non c'è tempo da pensare, abbiamo un quarto d'ora di tempo per decidere. A quel punto ho detto sì, proviamo, e quindi siamo partiti per questa avventura. Ricordiamo la tua vettura, l'Alfa Romeo 1009T, che fu utilizzata da Clay Regazzoni, il indimenticabile pilota ex Formula 1, che ha un legame comunque anche con la nostra regione, perché lui è ex Ferrari, ma ci ricordiamo benissimo di lui, ha fatto da apripista in più occasioni alla Cividale Castelmonte. C'è anche tra l'altro un premio particolare che viene messo in palio proprio nella gara da Gianni Marchiol, perciò si chiude un cerchio, una vettura fantastica con un pedigree così importante, un'emozione in più. Sì, direi di sì, e sono 2 i motivi, appunto, ripresomi dalla proposta che mi aveva fatto appunto Daniela tramite la scuderia del Portello. Sono 2 appunto i motivi che mi hanno legato a questa partecipazione. Il primo è che io la scuderia del Portello l'ho conosciuta 35 anni fa, quando 30-35 anni fa, quando organizzavamo assieme alla scuderia Red White, a Mauro Zamparotti e a tutto lo staff della scuderia della Cividale Castelmonte, per cui i piloti della scuderia del Portello venivano alla Cividale Castelmonte e io li ho conosciuti lì. Tant'è vero che poi, quando siamo andati a Milano a provare la macchina 10 giorni prima della 1000 miglia, ho rivisto il signor Marco Caiani, ovviamente l'ho ringraziato per l'opportunità che ci dava. E poi Daniela mi dice: guarda che l'Alfa Romeo 1009 che Clay Regazzoni ha partecipato alla carriera panamericana nel 2002. Io poi Clay Regazzoni l'avevo appunto conosciuto quando lui veniva a correre alla Cividale Castelmonte, lo è stato per 4-5 anni, sempre con macchine ovviamente adattate alla sua disabilità, come in effetti poi ho ritrovato questa Alfa 1009 con i comandi appunto per le persone disabili. Possiamo dire veramente una disabilità e motorsport che si uniscono in questo caso per te con la tua malattia degenerativa, la SMA. Lo ricordiamo che però ti ha dato questa opportunità, una grande sensibilità, ma soprattutto a mio avviso un esempio che tu hai dato partecipando a questa manifestazione, un esempio che puoi dare a molte persone che hanno problemi di questo genere molto simili ai tuoi. Sì, in effetti questo era un progetto appunto per la disabilità, per la promozione dello sport automobilistico per le persone disabili. In effetti noi, dicevo prima, abbiamo fatto la seconda e la terza tappa,
ma la prima tappa l'ha fatta Francesca Stanguellini, che è la nipote del famoso carrozziere modenese, che ha fatto tantissime macchine stupende. Lei appunto è disabile perché in un incidente ha perso l'uso di una gamba, e invece la quarta tappa l'ha fatta un'altra persona che ha gravi disturbi appunto di deambulazione. Per cui è veramente un progetto questo, ma io penso che appunto anni fa forse non c'era questa accessibilità. Adesso mi pare che anche per le persone disabili ci sia la possibilità di fare sport non solo automobilistici, chiaramente, ma anche tanti altri. Fabrizio ha avuto l'opportunità anche di scambiare 4 battute con John Elkann. Sì, è stata una fortuna, a dire la verità. Nella fase di un riordino dalle parti di Arezzo, se non mi ricordo bene, c'era un parcheggio riservato appunto alle persone disabili. I commissari ci hanno detto di parcheggiare lì, e io sono sceso dalla macchina appunto per fare questo riordino eccetera, e poi è arrivato a parcheggiare a fianco John Elkann, e quindi ci ha chiesto ma come mai con le magliette Alfa Romeo così, come mai questa macchina eccetera, si è interessato al problema e ci ha fatto appunto i complimenti perché potevamo portare avanti queste problematiche. Ma soprattutto con la maglietta Alfa Romeo, perciò fa parte comunque Sì, del gruppo. John Elkann sì. era sicuramente contento di questo. Per un giorno posso dire che eravamo colleghi, ovviamente con le debite proporzioni, perché anche lui guidava un Alfa Romeo, quindi eravamo colleghi in quel giorno. Le tue sensazioni una volta che è terminata l'ultima tappa, la tua tappa appunto finale, la soddisfazione di aver portato così a termine un progetto così importante, perché è faticoso, molto faticoso immagino per te. Direi di sì. Allora, innanzitutto quando poi mi è stata fatta questa proposta ci ho ragionato un po' sopra e avevo 1000 dubbi ovviamente, perché non sapevo se riuscivo a portare avanti questa cosa qui, perché tanti anni che non correvano, ho visto che le tappe erano molto lunghe, abbiamo fatto 14 ore e mezza il primo giorno, 15 ore e mezza il secondo di gara, proprio di stare in macchina con 35 gradi, fuori, in macchina non ho idea di quanti ce ne fossero, però devo dire anche la verità, mi hanno aiutato in tanti, ed è stato grazie a loro che ho potuto portare avanti questa e finire questa gara con grande soddisfazione. Soddisfazione enorme appunto perché nelle mie possibilità ce l'ho fatta, bisogna crederci, bisogna buttarsi, secondo me, rischiare. In qualche articolo ho detto un po' di incoscienza ci vuole, o meglio, l'incoscienza ce l'abbiamo da giovani, io ce l'ho un po' da sessantenne, vabbè, lo stesso l'ho fatta e l'ho portata a termine e sono stracontento veramente. Possiamo dire che in una guerra contro la tua malattia hai vinto una battaglia, la partecipazione alla 1000 miglia. Sì, ripeto, non l'ho vinta da solo, ma l'ho vinto con le persone che mi hanno aiutato, Andrea Caiani, il figlio del titolare della scuderia, Monica, Daniela soprattutto, che poi ha guidato gran parte della 1000 miglia, perché in effetti io ho provato a guidare questa macchina, l'ho guidata per brevi tratti, ma devo essere anche onesto che era tanto difficoltoso per me e quindi per sicurezza nostra e anche soprattutto della macchina ho deciso che gran parte poi del percorso l'avrebbe fatto Daniele. Ecco Fabrizio, penso che ci siano in futuro altre opportunità più in generale, chiaramente per così unire e sensibilizzare alla disabilità proprio con il motorsport e la visibilità che manifestazioni come questa, ma non solo, hanno. Sì, direi proprio di sì. In effetti io facevo parte di un gruppo della WILDM che è
l'associazione per la distrofia muscolare di Gorizia, e ho preso subito contatto con il responsabile appunto di Gorizia, e appunto stiamo adesso facendo un programma per il prossimo anno per portare questa esperienza, ma non solo la mia, nelle scuole o in qualche riunione. Vediamo cosa possiamo fare. Io ripeto quello che ho detto prima: secondo me la disabilità è solo una caratteristica, non vedo una diversità da altre persone, e quindi vorrei che la gente capisse soprattutto questo. E con questo tuo ultimo messaggio chiarissimo e molto d'effetto ti vado a ringraziare. Grazie a Fabrizio Giuliano, ex navigatore rally, che ha avuto questa grande opportunità, nonostante la sua malattia, l'asma degenerativa purtroppo, di partecipare a una gara così importante come la 1000 miglia, e lo ha fatto vincendo, dicevo prima, una battaglia contro la sua malattia, ma portando e facendo uno spot che nonostante tutto bisogna crederci. Grazie, perché sei stato veramente d'esempio, perciò un in bocca al lupo per il futuro, sperando di averti ancora come nostro ospite a raccontare altre avventure sempre collegate al motorsport. Grazie mille, grazie a voi. Tutto pronto per l'appuntamento di domenica 8 agosto con il Park Rally Show, evento dedicato agli amanti delle quattro ruote di traverso a San Filippo, località sul confine tra Friuli e Veneto, nel comune di San Michele al Tagliamento. Una presenza eterogenea con diversi tipi di vetture, dalle nuove Citroën DS3 e Volkswagen Polo Rally di classe N5 ai prototipi da autocross, alle splendide auto da rally di un tempo come le Rinmo 130 Abarth, Opel Manta, Lancia Delta integrale, Fiat 131 Abarth e le immancabili BMW a trazione posteriori. Ci sarà la presenza anche di una vettura da cross country rally. Un'occasione unica nel suo genere in Italia, con piloti, navigatori e tecnici impegnati per un'intera giornata all'interno di un circuito su terra di 1,6 km, con un fondo molto scorrevole, compatto, privo di sassi, con una larghezza che varia dai 6 agli 8 metri. Atteso un pubblico delle grandi occasioni che dovrà attenersi alle nuove disposizioni anti-Covid, che potrà assistere allo spettacolo dalle rampe delle tribune naturali a bordo del tracciato. Dalle 9:30 della mattina lo start con le prove libere fino alle ore 12:30 e dopo la pausa i motori accesi dalle ore 14:30 fino alle 21:45 con le prove parallele con gli equipaggi contrapposti in una serie di sfide stile motor show. Gran finale in notturna con le fanaliere spianate che creeranno un effetto da rally di altri tempi. Appuntamento domenica 8 agosto per l'intera giornata a San Filippo, San Michele al Tagliamento, sul confine tra Friuli e Veneto. Il Park Rally Show Memorial Roldo Canal è ad ingresso libero ed è organizzato dalla Scuderia Fiorita con il patrocinio di ASI e ACI Venezia. Doppio successo svedese nel Mondiale Enduro GP 2021 per Lorenzo Macoritto nelle gare di venerdì 23 e sabato 24 luglio nel sud della Svezia. Il pilota di San Daniele, alfiere del Motoclub Manzano, in sella alla TM 250 ufficiale del team Boano, conquista il terzo e quarto sigillo iridato della stagione dopo le vittorie in Portogallo e Estonia. Partenza col botto al venerdì con Lorenzo che ha dominato conquistando 8 speciali delle 10 disputate, trionfando nella classifica assoluta junior con un vantaggio di 12 secondi sul compagno di team Matteo Pavoni e 32 di vantaggio sul terzo classificato, il pilota di casa, lo svedese Alin Max. Grande battaglia nella prova del sabato con Macoritto che dopo un inizio difficoltoso nel primo enduro test ha iniziato una lenta e inesorabile rimonta durata per l'intera gara, compiendo il sorpasso al fotofinish sull'ultima prova speciale, la cross test, ai danni del compagno di squadra Matteo Pavoni, che deve accontentarsi del secondo gradino del podio con un ritardo di meno di 2 secondi dopo oltre un'ora di gara. Terza posizione per il francese Leo Leclerc su Scerco a 37 secondi. La stagione del talentuoso pilota friulano continuerà con la 95esima edizione della 6 giorni di enduro, il mondiale a squadre a Rivanazzano Terme in provincia di Pavia dal 30 agosto al 4 settembre, dove Macoritto difenderà i colori azzurri della nazionale junior. Lorenzo dovrà chiudere anche la pratica del campionato italiano assoluti d'Italia di enduro, dove si trova ad un soffio dalla conquista del titolo tricolore di classe 250 due tempi, che verrà assegnato a fine settembre nella gara di casa a Maniago, organizzata dal Motoclub Fanna.
Grande spettacolo a Tolmezzo con il doppio round di apertura del campionato mondiale di trial organizzato dal Motoclub Carnico. A vincere la gara del sabato nella classe GP, la serie regina della specialità, i catalani Tony Bo e Laia Sanz. Bo, vera leggenda della storia del trial, ha conquistato il primo posto nella Trial GP, precedendo lo spagnolo Adam Raga. Straordinaria terza posizione per l'italiano Matteo Grattarola, che riporta il tricolore a podio dopo numerosi anni. Tra i friulani 13° e 23° posto in Trial 125 rispettivamente per Giacomo Brunisso, udinese delle Fiamme Oro Subeta, e Gabriele Agostinis, pilota di Tolmezzo del Motoclub Carnico Subeta. Nella seconda tappa di domenica 13 nella classe GP, la più prestigiosa, ad aggiudicarsi la gara è stato il giapponese Fujinami, che ha battuto in sequenza gli spagnoli Tony Bo secondo e Adam Raga al terzo posto. Tra i friulani in Trial 125, 13° posto per Giacomo Brunisso, udinese delle Fiamme Oro, e 23° posizione per Gabriele Agostinis del Motoclub Carnico. Grande entusiasmo per un evento mondiale di trial che ritornava in regione dopo una pausa di 10 anni, anche questa volta con l'organizzazione del Motoclub Carnico, capace di portare a Tolmezzo 97 piloti da 16 nazioni ed un pubblico contingentato di 2000 persone, riempendo gli alberghi della zona. Ed ora la clip finale di F Motori, concludiamo con l'Hard Enduro e il campionato del mondo.